Michele. Volevo ricordare che questa, dopo 20 anni di attività, vedendo ancora che le polveri ci sono, il sindaco dice che non si vedono, ma ci sono perché l'ARPA le individua, sono microparticelle che non si notano come colori intensi come qualche anno fa, qualche miglioramento sotto questo aspetto si può registrare, ma ci sono e sono preoccupanti. 129 sforamenti nel 2009 sono veramente preoccupanti. Il comitato intende ricorrere, visto che qua nessuno si muove, nessuno vuole muoversi, intende ricorrere alla Commissione ambientale di Bruxelles, alla Comunità Europea. Qui, con tutti i dati che allegheremo, cosa succederà? Che verrà messa in stato di infrazione la nazione Italia col Ministero dell'Ambiente, poi questi si rivolgeranno sulla Regione Friuli, perché è qui la zona, qui poi andrà in provincia, dalla provincia andrà ai comuni. Chiaramente si ripercuoterà con un taglio dei contributi che verrebbero dati dall'Unione Europea a queste zone. Questa però è l'ultima spiaggia che puntiamo. Ecco, questo volevo farlo presente perché è importante. Abbiamo avuto riscontri positivi di altre zone d'Italia che hanno fatto ricorsi alla Comunità Europea. Visto che qua nessuno si muove, qualcuno deve farlo. Qui sono tutti che dicono è competenza quello e quell'altro, intanto noi ci mangiamo queste polveri che non sono vitamine. Ecco, ci sono tantissimi che potevano parlare con noi e invece non ci sono più. Ecco, questo volevo dire. Chiuso. Bene, passerei allora la parola alla signora Gobi del Reati Green. Sì, buonasera. Allora, Adriati Greennet ha partecipato alla valutazione sullo screening, chiedendo ovviamente che il progetto che questa sera abbiamo inteso essere decaduto, che il progetto presentato dall'acciaieria dovesse comunque andare a valutazione di impatto ambientale. Inoltre abbiamo fatto altre due segnalazioni alla Regione, sempre legate a questa procedura. Una era relativa che il progetto 2 giorni prima che scadessero i termini per presentare le osservazioni è stato aggiornato. Dal nostro punto di vista l'aggiornamento introduceva delle modifiche significative, infatti solo in fase di aggiornamento si è finalmente compreso cosa si intendesse fare, e quindi il frantoio, la miscelazione delle scorie per la pavimentazione e quant'altro. Noi abbiamo chiesto alla Regione anche la sospensione dei termini per permettere approfondimento delle aggiunte. Naturalmente ci è stato risposto per via informale che potevamo anche segnalare, fare dell'osservazione oltre i termini, perché poi insomma comunque si legge tutto, niente viene messo nel cassetto. Altra segnalazione che abbiamo fatto agli uffici competenti riguarda le evidenti incongruità che ci sono, sono entrambe comunque sui siti della Regione, per cui sono documenti pubblici, fra il progetto, quindi la descrizione dell'attività contenuta nel progetto di riutilizzo delle scorie presentato dall'acciaieria e la domanda che l'acciaieria ha fatto per l'autorizzazione integrale ambientale. Sono due realtà che appaiono sostanzialmente diverse, quindi noi abbiamo segnalato questo dicendo che in qualche modo qualcuno dovesse farsi carico anche di verificare il livello di corrispondenza alla realtà. Io volevo, sentendo anche le varie cose che sono state dette, volevo leggervi una decisione della Corte di Cassazione, perché credo sia interessante. La Corte di Cassazione ha affermato che il danno ambientale
non consiste solo in una compromissione dell'ambiente, quindi in violazione delle leggi ambientali, ma anche contestualmente in un'offesa alla persona umana nella sua dimensione individuale e sociale. Questo perché forse quando parliamo di danno ambientale sembra sempre che ci sia qualcosa che di molto lontano. Io personalmente non accetto l'impostazione di chi dice sì, d'accordo, noi qui sforiamo, ma sta sforando anche Udine, e poi se andiamo a vedere Milano sfora anche molto di più. Non credo sia questo l'atteggiamento giusto. Non credo sia questo l'atteggiamento giusto. Se qui si sfora, qui evidentemente c'è un problema e il problema va risolto. Come d'altra parte stasera è stato più volte detto e ridetto che non ci sono in qualche modo appigli giuridici per procedere. Non lo so, questo io non lo so. Mi sembra strano però che se non ci fossero davvero appigli giuridici, per quale ragione allora si sono stati fatti gli esposti? Se non c'erano appigli giuridici? Per quale ragione l'ARPA comunica di aver inviato anche alla Procura della Repubblica le analisi? E se non ci sono appigli giuridici, questa è un'azione che qualcuno dovrebbe spiegare diversamente. Il progetto di riutilizzo dei rifiuti derivanti dall'attività produttiva, perché così si chiamava, io non ho trovato funzioni di questa barriera, tranne che un riutilizzo della scoria che è stata per decenni stoccata nei piazzali. Dicevo, questo progetto in qualche modo è stato scritto banalmente in modo molto furbo, perché c'è stata questa, si è voluta inserire questa definizione abbastanza straordinaria fra scoria vecchia e scoria nuova, che il fatto di essere scoria vecchia o scoria nuova dipendeva solo dal fatto di essere stoccata da 10 o più anni nei piazzali oppure da essere stata prodotta il giorno prima. Quindi non c'erano altre, dal progetto non veniva detto altro su questa distinzione, tant'è vero che poi il decreto della Regione che obbliga alla valutazione di impatto ambientale questo progetto, su questo insomma chiarisce abbastanza.